I sindaci sull'edilizia scolastica sono commissari straordinari, ma ad oggi non abbiamo certezza né dei fondi né delle linee guida. Da presidente dell'ANCI Veneto, Mario Conte esprime tutta la preoccupazione dei primi cittadini che dalla videoconferenza col ministro all'istruzione Anna Ascani si attendevano disposizioni precise su come riorganizzare le scuole per poterle riaprire il prossimo autunno. E invece è arrivata solo qualche informazione di massima, dice. Il mio appello al governo è quello di dare certezze ai sindaci, non si può pensare di fornire risorse e linee guida sempre con operazioni last minute. Sindaci commissari come pure i presidenti di provincia, ieri a Sant'Artemio, vertice con dirigenti scolastici, provveditorato e MOM. Non vi è una linea guida, non c'è nulla sulle quali basarsi per ipotizzare un rientro a scuola a settembre, certo che abbia dei criteri certi, fatto salvo quell'unico criterio del metro di distanza espresso nel documento del Comitato Tecnico Scientifico, che comunque lascia dei dubbi, perché a quello bisogna sommare lo spazio di spostamento degli alunni e dell'insegnante e quindi non vi è chiarezza. Lo stesso criterio dello spazio mette in crisi diversi istituti. Alcuni, ad esempio nel Vittoriese, avrebbero bisogno del 100% di superficie in più, altri del 10-15%. Un'ipotesi è riaprire strutture dismesse, un'altra utilizzare sistemazioni temporanee. Container piuttosto che palloni gonfiabili. Personalmente mi piacciono poco, se devo essere sincero, quindi tenderei magari a fare una ricognizione di spazi da valorizzare o da ripristinare. Tutte soluzioni per mettere in pratica le quali serve comunque del tempo. E poi c'è il nodo trasporto scolastico. Oggi alle aziende di trasporto pubblico locale è stato concesso di poter trasportare al 60% della loro capienza e un piccolo passo avanti rispetto al 30% iniziale. Certo è che è insufficiente. L'indirizzo è quello di far frequentare a tutti la scuola in presenza. Con le modalità e gli orari del passato, però, sarebbe impossibile organizzare i trasporti. Diverso è se si può pensare ad orari scaglionati piuttosto che a turni pomeridiani e allora forse una quadra la si riesce a trovare.